So per certo, perché mi è stato anche detto, che rischio l'ictus. Un ictus non è che viene oggi, domani, fra 3 giorni, potrebbe venirmi anche in questo momento. 4 settimane fa a Luciana Tomasin di Ospedaletto Euganeo, cardiopatica dal 2013, diagnosticano un'occlusione dell'arteria succlavia al 90%. Lo scopre perché il suo cardiologo di fiducia la sottopone ad un esame particolare. Da quel momento Luciana aspetta di subire un intervento che le potrebbe salvare la vita. Dopo un mese di attesa ha chiamato l'ospedale per avere informazioni. Mi rispondono che, avevano aspettato, il materiale, dovevano ordinare il materiale, era arrivato questo materiale, ma che adesso ordini dall'alto non possono più farmi questo piccolo però piccolo Salvavita. intervento al giorno d'oggi, ma sempre un po' delicato. L'emergenza Covid di fatto sta bloccando molti interventi all'ospedale di Schiavonia, che nelle prossime ore dovrebbe ritornare ad essere Covid Center. Luciana è preoccupata, l'ansia di questa situazione, l'emergenza coronavirus. Lei vorrebbe soltanto fare l'intervento anche in un altro ospedale senza dover affrontare i tempi d'attesa imposti dalla burocrazia. Auspico che qualcuno perlomeno mi eviti l'iter burocratico con il Gallucci e che si attivi per trovarmi, non dico immediatamente, ma nel più breve tempo possibile, questa soluzione. La preoccupazione di Luciana è quella di molti cittadini della Bassa Padovana che si appoggiano per le prestazioni mediche a Schiavonia e che ora, come nei mesi del lockdown, vedono il loro ospedale tornare ad essere centro Covid, con conseguente spostamento di pazienti nelle strutture USL della provincia di Padova. È una vergogna chiudere, secondo me, nuovamente l'ospedale di Schiavonia, questo è un mio pensiero, con un tendone che hanno messo dietro apposta per il Covid e continua a rimanere vuoto